Ciao a tutti amici di Un Sorriso in Più e bentornati con il nostro appuntamento settimanale che riprende finalmente dopo le vacanze di agosto. Spero che anche per voi il mese di agosto sia passato in modo felice, come è successo a me, ed eccoci pronti per parlare subito però di sport. Ne parliamo subito perché durante l'estate c'è stato un grandissimo europeo di nuoto per l'Italia che ha vinto il medagliere con un distacco enorme rispetto alle avversarie, doppiandole in numero di medaglie. Sugli scudi i grandi nuotatori azzurri come Gregorio Paltrinieri, Thomas Ceccon, senza dimenticare le tante medaglie anche dai tuffi e dal nuoto artistico. A riconfermarsi in campo europeo ci sono anche Marcel Jacobs che ha rivinto i 100 metri agli europei a Berlino e ha vinto anche il salto in alto Gianmarco Tamberi, riportando quindi l'atletica azzurra ai fasti delle Olimpiadi in cui entrambi avevano vinto la medaglia d'oro. Ma ora torniamo subito sul campionato di Serie A, perché il campionato di Serie A è già iniziato, quest'anno è iniziato molto presto e anzi siamo all'alba delle competizioni europee. Ma andiamo con ordine. A livello nazionale, dopo 5 gare, troviamo in testa alla classifica una fantastica Atalanta, con la squadra bergamasca che ha vinto 4 delle sue 5 partite e l'unico pareggio è stato contro i campioni d'Italia dello scorso anno, cioè il Milan. Al secondo posto troviamo un'accoppiata Napoli e Milan, con soprattutto i rossoneri che si sono svegliati molto contenti in questo weekend perché sabato sera hanno vinto per 3-2 il derby cittadino contro l'Inter. Una partita per cuori forti con molte emozioni che il Milan ha meritato di vincere e che ha visto Rafael Leao sugli scudi con una bella doppietta e un assist. La partita ha visto subito il vantaggio nero-azzurro al 20° minuto, ma da lì in poi è stato un assolo milanista per più di 40 minuti che ha portato il Milan dall'essere in svantaggio 1-0 al 3-1. Qui, con i cambi operati da Simone Inzaghi, l'Inter è rientrata in partita, ha trovato il gol del 3-2 e ci ha concesso 10 minuti di fuoco in cui ha tentato in tutti i modi di agguantare il pareggio. E usato però lo sfogo, frutto più di nervi che di tattica, il Milan ha controllato gli ultimi minuti di partita anche grazie a un fantastico Mike Maignan. Il portiere rossonero è stato come sempre perfetto sia in parate sul campo che in uscite alte che in carisma. Il Milan così si è assicurato la vittoria ed è salito al secondo posto, a pari appunto con il Napoli, che nell'ultimo turno anche lui ha avuto una bella riscossa, una vittoria importante, in quanto ha battuto per 2-1 la Lazio all'Olimpico contro il suo ex allenatore Sarri. Un Napoli che si era trovato sotto subito al quarto minuto con un fantastico gol di Mattia Zaccagni e che, grazie ai due nuovi arrivati, il difensore sudcoreano Kim e il giovane fenomeno georgiano Krashvelia, ha trovato il gol del 2-1 e la vittoria. Per il giovane attaccante napoletano è stato il quarto gol nelle prime 5 giornate, condito da ben un assist, davvero un impatto importante nel nostro campionato. Dietro troviamo a 10 punti il fantastico Torino, la Roma, che nell'ultimo turno però ha subito una brusca battuta d'arresto, un sonoro 4-0 inflittogli dall'Udinese, dopo che c'erano stati buoni segnali, compreso un buon pareggio a Torino contro la Juventus, ma la squadra romanista deve ancora trovare tutti i meccanismi corretti. Dietro in classifica troviamo a 9 punti l'Inter, un Inter che ha vinto 3 partite ma ne ha perse già 2 nelle prime 5, non contro due squadre qualsiasi perché ha perso contro il Milan nel derby e contro la Lazio all'Olimpico. Una Lazio che si sta dimostrando negli ultimi anni bestia nera nei nerazzurri, che aveva sconfitto proprio la squadra di Milano 3-1 anche lo scorso anno e si è ripetuta con l'identico risultato quest'anno.
troviamo anche la Juventus di Max Allegri, la quale sta facendo un cammino, possiamo dire, particolare. È una squadra che non perde, ma che pareggia tanto e soprattutto ha un brutto andamento nel corso della partita. Infatti nell'ultima giornata ha giocato a Firenze contro la Fiorentina, una Juventus che è partita fortissimo, ha trovato subito il vantaggio, ma da qua in poi si è spenta fino ad arrivare a un secondo tempo in cui non ha concluso neanche una volta verso la porta avversaria. Quindi una Juventus che tende a dare tutto nei primi minuti per poi chiudersi in difesa, ma che finora una tattica che non sta funzionando, perché è arrivato il pareggio della Fiorentina e sono arrivate tante occasioni per i viola, compreso un calcio di rigore battuto dall'attaccante Jovic, che è stato però deviato sul palo dal portiere juventino. Quindi Juventus che si porta a casa un buon punto, ma che per come è arrivato è da ringraziare il fatto di averlo ottenuto. Più indietro in classifica troviamo appunto anche la Lazio, che arriva dalla sconfitta e rimonta subita dal Napoli, e poi tutte compatte, classifica ancora molto corta, e soprattutto da qui fino a novembre ci aspettano tante partite, perché ci sono tutte le competizioni europee. Già stasera stessa si inizia con la Champions League, il Milan atteso dal Salisburgo in un girone con Dinamo Zagabria e Chelsea, e sempre stasera giocherà anche la Juventus contro il Paris Saint-Germain in un girone con Benfica e Maccabi Haifa, squadra israeliana che si è qualificata per la prima volta ai gironi di Champions dopo tanti anni. Girone invece molto difficile per l'Inter in Champions League, che si è ritrovata con Bayern Monaco, Barcellona e Viktoria Pilsen. Un Inter che inizia subito la sua avventura domani proprio a Monaco contro i bavaresi, quindi subito una sfida molto ostica che l'Inter dovrà cercare di affrontare dimenticando le scorie del derby perso nel weekend. Per terminare abbiamo un girone alla portata del Napoli, anche se molto difficile, sempre in Champions League, contro Liverpool, la testa di serie, la maggiore indiziata per passare il turno, Ajax, con cui il Napoli si giocherà probabilmente il secondo posto, e da non sottovalutare anche i Glasgow Rangers, che dopo che l'anno scorso sono arrivati in finale di Europa League, la seconda competizione europea paragonabile alla Coppa UEFA, si sono qualificati finalmente per i gironi di Champions e cercheranno di dare tutto, soprattutto in casa davanti al loro caldissimo pubblico. Bene, per questa settimana è tutto, ci vediamo settimana prossima con tutti gli aggiornamenti sulle varie competizioni sparse per il mondo, con soprattutto le notizie fondamentali che arrivano dagli Stati Uniti, perché agli US Open Matteo Berrettini e Yannick Sinner sono ai quarti di finale. Vedremo come terminerà il loro fantastico torneo. Quindi un saluto a tutti e ci vediamo settimana prossima. Da Passione Sportiva di Mattia è tutto. Ciao!